Si reca al cimitero per far visita ai propri nonni, ma quando arriva davanti ai loculi trova altri morti che non sono i suoi parenti. In un primo momento aveva pensato magari di avere sbagliato viale, ma si rende conto invece che si trovava nel posto giusto. L'anno scorso per i morti i miei nonni erano qua, successivamente sono venuta altre 3 volte ed erano qua. Quest'anno mi reco al cimitero per portare i fiori ai miei nonni e trovo altri 2 inquilini nella tomba di mia nonna e mio nonno. Siete andati al municipio, avete chiesto spiegazioni, cosa vi hanno detto? Lo devono studiare la cosa, la settimana prossima mi danno la risposta. Comunque a voi non è arrivata nessuna comunicazione. Una comunicazione. E poi mi sono andata a informare e l'ho chiesto io come erano comprate queste tombe e mi ha detto stia tranquilla che queste tombe non vanno a terra per questa fila, anzi saranno aggiustate. Difatti come vede sono state aggiustate. Quanto tempo fa sono morti? Adesso che ho visto là sono morte 35-36, però non è la tomba originaria, sono state spostate diverse volte. Ho capito, quindi sono arrivati qua dopo. Sì, dopo. Ecco, il comune dice che comunque è arrivato a un certo punto, loro possono prendere e spostare Devono così. studiare la cosa, lunedì mi danno la risposta come se mi devono dare altri 2 posti o cosa devono fare. Ma lei è arrabbiata. Certo che sono arrabbiata. E vengo qua e non trovo i miei morti senza avere nessun avviso. Ecco signora, adesso siamo nella zona dove sono stati sistemati i suoi cari, in questa parte del cimitero. Non c'è la lapide, perché giustamente voi non lo sapevate. Certo, e non c'è la lapide perché non lo sapevamo. Ancora, quindi abbiamo detto poco fa, lei è molto arrabbiata, adesso farete tutto quello che è necessario fare, anche se è possibile una denuncia. E vedremo il comune come si comporta lunedì, così ci ha detto, lunedì ci darà la risposta, altrimenti poi agiremo di conseguenza. Ecco, è chiaro che insomma, andare a spostarli di nuovo non sarà possibile, però ecco, la rabbia che qualcuno abbia potuto comunque... Sarà possibile perché loro mi devono dare di nuovo 2 secondi e mi devono sistemare i morti là, altrimenti scatta la denuncia e vedremo cosa succede. Adesso l'amministrazione comunale dovrà dare una risposta a questa famiglia su una estumulazione che non è mai stata comunicata ai parenti.